Dove si posa la regina arrivano tutte le altre per proteggerla. Una scena davvero inconsueta, quella a cui ha assistito questa mattina chi si è trovato a transitare per Piazza Borsa a Treviso, dove poco dopo mezzogiorno, attorno a una fioriera collocata a terra, si è formato un impressionante sciame d'api che ha richiesto l'immediato intervento della polizia municipale, che per precauzione ha dovuto transennare l'area. L'evento, piuttosto raro in questa stagione, è stato provocato dalla fuga di un'ape regina da un alveare situato fuori città, che per la febbre sciamatoria ha richiamato l'intero sciame posatosi sulla fioriera di Piazza Borsa. Il fenomeno ha richiesto l'intervento di un'apicultrice che, munita di una sorta di aspiratore, ha gradualmente assorbito e raccolto le api vive all'interno di un apposito contenitore. Allora, di solito sciamano in aprile, non diciamo giugno, ma il tempo non è stato dei migliori. Fra freddo e pioggia le api rimangono dentro. Praticamente le api non dormono mai, lavorano sempre e costruiscono celle reali. La regina ha messo giù un ovetto. Prima che la regina nuova nasca, la regina vecchia parte e si forma una nuova famiglia. E anche se l'area interessata dalla presenza dello sciame d'api è stata transennata, il fenomeno non ha costituito alcun pericolo per i passanti. È il momento che le api non beccano, cioè se fai qualcosa che non dovresti fare, cioè schiacciarle, un qualcosa che loro di solito non devi fare, allora non che ti aggrediscono, perché le api in pancia partono con 2-3 kg di miele per il mangiare, per trovare per la prima casa, diciamo. Finché non trovano una casa ideale loro devono pur mangiare. Allora è il momento meno opportuno perché le api ti beccano, insomma. Poi queste api che fine fanno? Vengono alla nostra azienda e farà un nuovo alveare per il prossimo anno e avrà nome Piazza Borsa.